sicuramente ci vivrà. Vediamo di metterlo appunto in questa zona. Benissimo. Allora, vediamo un po' il conservificio, ragazzi, dobbiamo costruire immediatamente. Quindi un bel conservificio. Questa è una zona residenziale, abbiamo messo anche qualche azienda. Il nostro conservificio, eccolo qua. Vediamo di aggiungerlo appunto da questa parte e di costruirlo molto rapidamente, proprio perché abbiamo bisogno di caffè, ananas abbiamo detto, no? Quindi nuove piantagioni di ananas. Eccolo qua. Allora, il conservificio, ragazzi, è molto semplice. Crea delle scatolette, in pratica di tonno, scatolette appunto di ananas, scatolette di caffè, pronte per l'esportazione, quindi dobbiamo costruire delle nuove piantagioni per creare ananas, perché i paesi occidentali come l'Europa, la Francia e così via, l'Italia anche per esempio, non hanno possibilità di produrre questi prodotti tropicali, quindi dobbiamo riuscire ad esportarne abbastanza. Qui c'è ancora dell'ananas e ancora un altro po' di ananas, magari da questa parte. Eccolo qua. Perfetto, vediamo di aumentare la velocità e di creare delle strade utili per il collegamento delle infrastrutture. Perfetto, avanti. Eccolo qua, la nostra politica espansionistica, il nostro mercato basato sul sistema liberale, ragazzi, nostra economia liberista. E che caspita sta strada, cioè rompe le scatole. Ma chi è il pazzo che fa una strada del genere? Piano, così, con calma. Ecco qua, dritta. Bene, ok, 57%. Quindi abbiamo ricevuto 100 punti di ricerca globale. Perfetto. Editti, già siamo riusciti a garantire un'ottima crescita, felicità. Nelle abitazioni siamo saliti radicalmente. La religione però è un tantino bassa. Vediamo se l'altra chiesa risponde alle esigenze. Qui non va sicuramente ad ascoltarsi la messa nessuno. Aumentiamo la paga. Purtroppo abbiamo pochi cittadini, ragazzi. Abbiamo tanto lavoro, tantissimo lavoro, ma pochissimi cittadini. È una cosa davvero molto ambigua, cioè non si vede molto facilmente in uno stato. Intanto i nostri ranch sono stati finalmente ultimati. Si produce lana a go-go. Benissimo. Vediamo un po'. Dobbiamo velocizzare il processo però, ragazzi, di costruzione. Il cotone funziona, la nostra energia è disponibile. La guerra fredda, ragazzi, dobbiamo aspettare la guerra fredda, perché sicuramente sarà importante per modificare tante cose. Quindi vediamo un po' col commercio come sta andando. Solo acciaio per adesso. Grano, vediamo quello che possiamo esportare. No, ferro no. Acciaio, eccolo qua, ancora acciaio. C'è un'altra offerta per acciaio. Assi, addirittura stoffa, ecco qua, stoffa. Dovevamo avere 70, ragazzi, purtroppo. Rum anche con l'asse. Va bene, esportiamo ancora acciaio con gli Stati Uniti. Aggiungiamo altre 2 navi a questa bella rotta, che deve essere la solita di prima, per essere un pochettino più veloci nell'esportazione. Ok, ragazzi, stiamo andando davvero molto bene. Abbiamo quasi finito la maggior parte degli edifici. Intanto il conservificio qui pronto. Vediamo se possiamo costruire rapidamente queste nostre Presidente, nuove... mi spiace, ma non abbiamo scoperto nulla. Bene, con un bene. piccolo aumento salariale potremmo riuscirci, però. Con il 20% in più te rivelerò delle tecniche avanzate per chiedere l'elemosina. E con un ulteriore 5% le useremo per comporre una guida che permetterà dei professionisti. Bene. Per applicare le tasse sugli stranieri che arriveranno a Tropico. Intanto costruiamo queste piantagioni di ananas e attendiamo, ragazzi, il prossimo guadagno. 15.000, 8.000, 17.000. Attenzione, ragazzi, perché non stiamo producendo più come prima. Che sta succedendo? Noi dobbiamo avere i soldi sempre pronti. Allora, il rum funziona. Ecco, l'industria tessile sta funzionando. Però abbiamo, ecco, per esempio qui cosa succede? Non sta producendo. Perché non sta producendo? Non c'è ferro. Il ferro, vediamo dov'è. Eccolo qua, miniera di ferro. Ragazzi, non abbiamo lavoratori. C'è impossibile. Lavora una persona in una miniera del genere. Clic. Allora, CTRL più clic sinistro per... eccoli qua. Frutta fresca direttamente dagli alberi e dai cespugli della nostra splendida isola. Siete stanchi del profumo del pesce appena pescato, cucinato su un barbecue sulla spiaggia? Io no. Però, se voi la pensate diversamente, il governo ha costruito una fabbrica che scatola il pesce e ci aggiunge anche un sacco di conservanti. Sì, sì, è vero. Allora, ricerca. Vediamo un pochettino. Allora, luccicante, fabbrica di gioielli. Pausa.
Il nostro conservificio è pronto. Mettiamo al massimo. Supervisore, l'efficacia aumenta di 7. Supervisore aumenta di 5. Ecco qua, questo bel supervisore. Assumi, benissimo. Inscatolatore ad alta pressione aggiunge un ciclo di produzione che consente di lavorare in maniera più adeguata alla carne per riscatolarla. Ok, allora, queste nuove aziende devono essere pronte, aziende agricole. Perfetto, ragazzi, ananas al massimo. Quindi CTRL, assumiamo dei nuovi cittadini anche analfabeti. È importante perché dobbiamo far arrivare più persone a Tropico. Avete visto che mentre la signorina parlava ho assunto delle persone, abbiamo dei soldi per farlo, per pagare questi professionisti dall'estero, ed è meglio farlo molto rapidamente. Allora, da queste parti metteremo un supervisore, l'efficacia aumenta di 5. Assumi. E da queste parti un proprietario, proprio da questa parte. Vediamo se possiamo aggiungere un proprietario. Se c'è proprietario, non c'è, maledizione. Va bene, lasciamo perdere per adesso. La felicità sta aumentando. Missione. Il mondo è in guerra. Un'altra caserma. No, lasciamo perdere. I collegi diplomatici vogliono che commettiamo il peccato della tautologia. Va bene, creiamo una nuova alleanza, ragazzi, con gli Stati Uniti. Intanto il nostro parcheggio deve funzionare, il porto deve funzionare bene. Maledizione, non abbiamo lavoratori. Facciamoli assumere immediatamente. Ok, i trasportatori, grazie a Dio, ci sono. Perfetto. Il nostro conservificio perché non lavora? Perché non c'è latte. Qual è il problema del latte, ragazzi? Vediamo come vanno i nostri range di bestiame. Ecco, il latte è davvero minimo da queste parti. 870, 360. Qui ci sono delle case popolari ancora non ultimate, le costruiamo noi, eccole qua. La taverna qui funziona benissimo, quindi io metterei, ragazzi, dei nuovi ranch per magari le capre. Vediamo un po' se c'è una zona adatta. Qui è tutto roccia. Ecco, uno qui, un altro nella zona retrostante, un altro qui. Bene, benissimo. Vediamo di aggiungere anche una strada e mettere un ristorante per consentire ai cittadini di svagarsi come meglio possono. E maledizione, ste strade, sempre. Davvero, ragazzi, in Tropico è sempre stato un problema la costruzione delle strade. No, maledizione. No, nulla demolizione. Ecco, per queste maledette strade potete vedere che non possiamo fare quello che ci pare. Ecco, a differenza di SimCity, in Tropico ci sono stati sempre questi problemi a livello delle strade. Non sono mai riusciti a creare un sistema stradale adatto, cioè sempre questi giri strani attraverso la città. Però non si è mai potuto creare una città abbastanza uniforme a livello proprio strutturale. Vediamo se le case popolari qui riescono ad avere il massimo dei cittadini. Intanto gli alleati ci inviano dei soldi. Allora, il conservificio purtroppo ancora non lavora. L'ananas sta crescendo, abbiamo tanti cittadini pronti. Quindi carne ci deve essere, perché sicuramente qui la produciamo. Eccola qua, 990, 1300, 950. Il pesce, vediamo dov'è, eccolo qua, abbondanti. Quindi vediamo di aggiungere con questi soldi un nuovo pontile per aumentare le nostre possibilità di raccolta del pesce. Vediamo un po', il pescato, perfetto. Vediamo un po' qui invece, mi sembra. Allora, dovevo fare un'altra cosa. Avevo pensato di fare un'altra cosa, ma abbiamo fatto una grande la fabbrica di gioielli. Mi sa che abbiamo ultimato tutte le nostre ricerche per l'ambito della nostra guerra delle nostre guerre mondiali. Quindi dobbiamo intanto siglare un'alleanza con gli Stati Uniti. Allora, abbiamo un aiuto dall'estero abbastanza cospicuo. Alleanza con gli Stati Uniti richiede 80 di rapporto, quindi li possiamo lodare. 82. E possiamo siglare un'alleanza nei prossimi anni. Abbiamo ricevuto 100 punti di ricerca. Che la guerra in Europa stia davvero per concludersi. Ah, è vero! È solo questione di tempo perché gli alleati assestino Giusto, dobbiamo passare in una fazione e in un'altra, ragazzi. Allora, vediamo come sono le nostre finanze. Allora, le nostre finanze come vanno? Allora, vediamo questo porto: 17.000, 3.000, 21.000. Siamo ancora, ragazzi, non siamo in un guadagno sicuro. Dobbiamo stare sempre molto attenti. Stiamo facendo adesso dei debiti, non siamo più in positivo. Collochiamo una bella strada. Allora, 66% di felicità, però stiamo migliorando. Presidente, secondo i miei... Un edificio di intrattenimento di lusso, va bene. Però quanti soldati abbiamo? Allora, vediamo un pochettino. 26 soldati. Allora, dobbiamo con le prossime navi, vediamo se ci sono imbarcazioni che arrivano per i prossimi anni, mesi. Ecco, qua sì.
siamo arrivati quasi al termine. Ok. Allora, diminuiamo un attimo la paga. Vediamo quello che possiamo fare, ragazzi. Intanto qui abbiamo abbastanza soldati. Le mitragliatrici non ce le possiamo permettere. Nel palazzo del presidente purtroppo non ci sono abbastanza soldati. Spero, ragazzi, di farcela. Vediamo di dichiarare guerra alla nostra all'asse per riuscire a integrarci nel nuovo complesso politico. Allora, avanti amico mio, cerchiamo di esportare questa bella merce. Avanti, salviamo la partita intanto, ragazzi. Nuovo salvataggio. Tropico. Guerre. Vai. Adesso il problema, ragazzi, è che stiamo aumentando troppo gli stipendi e non riusciamo bene a mantenere la spesa. Ecco qua c'erano appunto 22.000, qua altri 16 e qua altri 19. Bene, ce la stiamo cavando bene. Allora, ecco che sono arrivate delle nuove persone per il lavoro, 31 lavoratori stranieri, benissimo. Eccoci qua. Va bene, ragazzi, credo che possiamo dichiarare immediatamente guerra. Vediamo di mettere qualche altro supervisore all'interno di questa zona. Altruista, agente, scopre ruoli nascosti. Perfetto. E cercare quindi, ragazzi, di dichiarare l'indipendenza, di dichiarare la nostra... Attenzione, invitiamo un lavoratore straniero, un nuovo militare. Le caserme come vanno? Sono abbastanza piene. Ragazzi, credo che possiamo intraprendere la nostra campagna bellica. Allora, vediamo di allearci. Eccolo qua, alleati. Ho l'asse. Con gli alleati invia un ambasciatore. E adesso pensano di poter fare quello che gli pare. Veramente? Attenzione, ho ricevuto un ultimatum. O accettiamo di appesantire la nostra economia con quella che definiscono una tassa per chi non ha fatto la sua parte, o saremo prossimi a essere invasi. Quindi, ragazzi, possiamo pagare $30.000 oppure essere attaccati dagli Stati Uniti. Che vengano, maledetti. Cioè, si sono rivoltati contro di noi li abbiamo aiutati, li abbiamo lodati, gli abbiamo esportato il rum, abbiamo fatto di tutto e alla fine ci voltano le spalle. Che vengano. E allora inizia la nostra bella battaglia. Escono i carri armati tropicani, vediamo dove ci stanno invadendo. Allora, 2 milizie da questa parte, i carri armati, si stanno già armando anche gli uomini della popolazione tropicana. Allora, vediamo un po' quello che succede. Abbiamo 1, 2, 3, 4 squadre contro 3 squadre più un'unità di carri armati. Allora, eccoli qua, gli Abrams statunitensi che continuano a far fuoco. La nostra torre principale spara con i moschetti. Eccoli qua, moschetti che vanno a sputo, neanche a polvere da sparo. Eccoli qua. Intanto inizia il combattimento. Vediamo quello che vogliono fare questi miliziani. No, fanteria coloniale, sono soldati statunitensi, i Marine che bersagliano i nostri uomini. Attenzione, 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 eccoli che ci fanno fuoco. Avanti, ragazzi, la fanteria coloniale subisce dei danni. Dai, ragazzi, la nostra fanteria cerca di dare del suo meglio. Carri armati pronti. Carri armati, eccoli qua. Nella piantagione di banane combattono. Attenzione, le case popolari, la fanteria continua a far fuoco con gli M16 e quant'altro. Ancora, anzi, con le mitragliatrici Thompson e con gli M1 grandi. In questo periodo c'erano questi fucili. Continuano a far fuoco. Intanto da queste parti si combattono. La fanteria scelta del presidente cerca di combattere l'altra fanteria dall'altra parte. Ecco i Panzer vengono distrutti dalla nostra torre di guardia. Imposta priorità elevata, perfetto. Stiamo vincendo. Intanto qua i carri armati cercano di girare. Aumentiamo la velocità. Ancora continuano a far fuoco. Sono arrivati, ecco, lavoratori stranieri. Intanto continuano a far fuoco i nostri uomini. La fanteria scelta, eccola qua, bersaglia gli avversari. Attenzione, sotto la prima torretta. Mamma mia, ancora continuiamo a resistere. Ci lanciano granate. Un attimo, amico mio. Ancora, cade la prima torretta. Vediamo un pochettino. Stanno cercando di difendere la zona principale. Dai, ragazzi, combattete, però non potete tirarvi indietro. Ecco i Panzer, ancora i Panzer. Gli Abrams continuano ad avanzare. Intanto da queste parti vogliono colpire addirittura l'industria tessile. Mamma mia. Vediamo un po'. Dai, ragazzi, continuate a far fuoco. Non ci guardano, non ci guardano. I carri armati girano un pochettino in giro. Attenzione, dobbiamo combattere. Eccoli qua. Li abbiamo fatti saltare in aria. Purtroppo per loro il nostro schema, diciamo, a linea retta non permette la distruzione totale di tutte le torrette. Vediamo un po', attenzione qua su, che succede? La fabbrica di sigari, attenzione, imposta priorità elevata. La fabbrica di sigari viene bersagliata, solo un'unità di miliziani viene mandata in fuga. La fabbrica di sigari costa tantissimo. Imposta la priorità elevata. Vediamo un po', anche l'industria tessile. Ci vogliono distruggere, ragazzi, i cardini della nostra economia. Maledetti, maledetti. No, imposta priorità elevata pure da questa parte. Abbiamo sbagliato, ragazzi. Purtroppo questa è la prima battaglia con queste priorità un pochettino più strane. Eccoci che saliamo.
Da questa parte non c'è più nessuno, purtroppo. Avanti, la nostra industria tessile non può crollare, ragazzi. È il cardine della nostra economia. Vediamo un po' i carri armati. Eccoli che fanno fuoco. Mamma mia, carri armati pronti. Distruggiamoli. Distruggiamoli, grandi, ragazzi. Adesso andiamo da questa parte. Andiamo da questa parte, per forza dobbiamo andare. Avanti, avanti, ci stanno bersagliando la fabbrica. Maledizione. Dove sono le nostre unità? Vediamo un po'. Le nostre unità, ragazzi? Dove sono? Attenzione! Ah, eccole che stanno arrivando. Ci hanno distrutto la fabbrica, purtroppo, perché gli uomini non possono essere in due parti diverse allo stesso punto e allo stesso orario, diciamo. Avanti. Eccoli qua. Distruggiamoli. Che cosa vogliono distruggere? Il palazzo del presidente, ma adesso li fermeremo. Allora, ricostruiamo tutto. Purtroppo dobbiamo spendere $30.000, maledetti. Vogliono attaccarci. Questa zona non è stata completamente colpita. Maledizione, ci stanno facendo rallentare la nostra economia, ragazzi. Vediamo un po' come li possiamo bloccare. Maledetti. L'ultima fanteria. Vediamo. Eccoli che arrivano, vogliono colpire il palazzo del presidente, ma li fermeremo. Intanto loro si stanno muovendo. La paga dobbiamo aumentarla per far lavorare persone qui dentro. Adesso costruiremo anche un altro edificio per la distribuzione della nostra energia elettrica. Così. Eccoli che arrivano proprio verso il palazzo del presidente, ma noi abbiamo i carri armati e anche la fanteria coloniale pronta. Quindi i carri armati sono abbastanza, 3 su 3. Credo che, ragazzi, siamo in grado di distruggerli. Allora, avanziamo. Vediamo se possiamo eliminarli. Eccoli, il nostro presidente addirittura se ne va. Eccoli che arrivano. Avanti, ragazzi, vedete di eliminarli che si stanno avvicinando davvero tanto. Vediamo di girarci. Ecco, ragazzi, muoviamoci che stanno colpendo il palazzo. Allora, fanteria coloniale contro questi ultimi Marines americani. Eccoli, i carri armati tropicani cercano di fare del loro meglio e mandano in fuga l'ultima pattuglia statunitense. Siamo riusciti a respingere tutto e gli alleati hanno concluso le operazioni con te e firmeranno il trattato di pace. Bene. E vediamo un po'. Trattati firmati. Adesso cosa dobbiamo fare? Con l'asse firma in seguito. Ma che cosa? Scusate, abbiamo eliminato gli Stati Uniti. Perché adesso dobbiamo fare qualcosa con l'asse? Scusate. Questo edificio non sta producendo perché manca il latte. Qui cosa succede? Non sta producendo perché mancano i sigari. Ma noi abbiamo sigari sicuramente disponibili. Il nostro conservificio, ananas ne ha abbastanza, carne e caffè. Da queste parti c'era il caffè, mi sembra. Ah, era cacao. Va bene, adesso creeremo anche una zona di raccolta del caffè. Eccolo qua. Caffè pronto da queste parti. 1, 2 e 3. Vediamo di aggiungere anche delle zone di macello di maiali in questa zona, per esempio. Una che va anche bene. 2 e 3. Ok, costruzione rapida di tutto per avere della carne. Però, ragazzi, degli ottimi messaggeri, intelligenti. Ok, i nostri nuovi maiali, perfetto. Il problema, ragazzi, è l'energia elettrica. Dobbiamo portarla anche su di questa collinetta. La resistenza Benissimo. e la Francia intera sono in debito nei nostri confronti. Vediamo, ragazzi, di guadagnare un $3.000 sul nostro conto svizzero e costruiamo rapidamente questa centralina elettrica. Allora, benissimo. Vediamo un po' che succede. La nostra centrale non sta più producendo. Perché? Attenzione, generata 498 e abbiamo bisogno, ragazzi, di un'altra centrale elettrica. Quindi attenzione. Intanto dobbiamo firmare un altro trattato. Allora, inviamo un ambasciatore. Doverti dare brutte notizie. Maledizione, ragazzi, ci stanno invadendo di nuovo. Attenzione, i nostri uomini hanno subito un attacco appena adesso. Hanno subito un attacco. Maledizione. Vediamo quello che succede. Stiamo radunando tantissimi tropicani combattenti, anche dei nuovi Panzer. La nostra Germania non ha voluto firmare un trattato e siamo nuovamente attaccati. Meno male che questa volta abbiamo ancora più miliziani disponibili. Allora ci stanno attaccando e vogliono colpire la nostra fabbrica di rum. Imposta a priorità elevata. Perfetto, ci vogliono distruggere, ragazzi, l'economia. Allora, 60% di felicità. Intanto la nostra industria tessile è pronta. Ok, la nostra segheria. Vediamo di aggiungere dei lavoratori esteri. Vediamo un po'. CTRL, ok, aggiungiamone qualcuno perché dobbiamo sicuramente esportare le nostre assi. Qua stiamo producendo sigari. E qui manca pesce, caffè. Va bene, adesso vediamo di costruirle tutte. Benissimo.
Costruzione rapida e costruzione rapida. Benissimo, vediamo quello che succede. Allora, li stiamo inseguendo, ragazzi, i nostri carri armati. Ah, addirittura qua si sta combattendo. I nostri panzer cercano di eliminare queste milizie che ormai sono finite. Va bene, spacciate. Ecco che avanzano le nostre milizie insieme alle nostre fanterie scelte. Vediamo un po', vogliono distruggerci tutto. Eccoli, maledetti. Vediamo di ingaggiare, ragazzi. Le nostre milizie armate cercano di farsi sotto. Eccoci, vediamo un po'. Vediamo un po'. Vogliono eliminare questi dannati carri armati. Ecco che inizia il contatto diretto. Avanti, ragazzi. Avanti. Avanti, sono riusciti ad eliminarli. Attenzione, priorità elevata da questa parte. Distruggiamoli. Distruggiamoli. Mamma mia, sono potentissimi questi carri armati. Ci stanno maciullando, ragazzi. Ci stanno maciullando. Abbiamo eliminato un carro armato, però le nostre milizie armate non riescono a far fronte a questa grande quantità di uomini nemici. Ancora. Ancora, ragazzi, difendiamo. Difendiamo. Mamma mia. Ancora continuano contro l'ultimo carro armato. E adesso salviamo la partita. Attenzione. Ancora. Ancora si continua. Arrivano altre fanterie dal retrotreno. Eccoli qua. Eliminati. Benissimo. Ed eccoci nella guerra fredda. Finalmente. Non vedevo l'ora. Le guerre mondiali è proprio un periodo che davvero non sopporto. Però finalmente, ragazzi, nella guerra fredda. Ci sono alcuni industriali che sostengono che dobbiamo lasciare le spiagge e metterci a lavorare per non morire in povertà. Beh, questa è una bugia bella e buona. Più gente c'è in spiaggia, più drink posso vendere. Come si fa a non capire che a Tropico è il divertimento a far girare l'economia? Scusate, ragazzi, sto assegnando le nuove opzioni di ricerca. Bene. Allora, ci fermiamo qui con le nostre nuove aziende agricole che sono state costruite. Finalmente il conservificio funziona. Stiamo esportando della carne. Addirittura stiamo esportando anche dei sigari, proprio in maniera adeguata. Vediamo di mettere un nuovo membro nella nostra zona dell'ufficio dei sigari. Ufficio nella fabbrica dei sigari. Ecologista, avido, altruista. Aumenta la ricchezza del 20% dei lavoratori. Vai. Qui, supervisore, ok, le nostre industrie devono funzionare nuovamente. Purtroppo non stanno lavorando perché sono piene, ragazzi, di stoffa. Quindi vediamo adesso nei prossimi giorni di regolarci con queste nuove modalità di esportazione. Intanto velocizziamo un po'. I nostri uomini stanno rientrando. Allora, mettiamo un nuovo supervisore, visto che è stata demolita. Purtroppo dobbiamo mettere un altro altruista. Assumi. E vedere un pochettino come vanno le esportazioni. 14.000 porto, adesso abbiamo esportato. Qui stiamo esportando adesso 22.000. Andiamo subito a spendere questi soldi, ragazzi, nella sezione del petrolio. Ok, vediamo un po'. Fattorie meccanizzate, adesso convertiremo tutto. Dov'è la sezione petrolifera? Pozzo petrolifero. Ah, dobbiamo ricercare prima la tecnologia, va bene. Allora, la felicità è tornata normale. Qui dobbiamo assumere sempre più persone. Ragazzi, mi dovete dire perché appunto tutti questi cittadini di livello basso, non alfabetizzati, non lavorano appunto in queste aziende che potrebbero essere comode. Ecco, potete vedere che sono vuote. Maledizione. Dobbiamo sicuramente assumerli dall'estero. Però abbiamo fatto abbastanza e abbiamo guadagnato molto rispetto a livello internazionale. Comunque, spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Ci siamo dedicati molto all'espansione, alle battaglie. E attenzione qua, vedete, ragazzi, non abbiamo personale nei lavori un pochettino più come dire, più tranquilli. Non sono molto impegnativi. Dico lavori come per esempio no, non impegnativi no, però diciamo lavori diversi da quelli che possono essere un lavoro in banca, un lavoro nell'esercito, un lavoro magari in un'industria. Potete vedere che sono completamente deserti. Nel prossimo video ci baseremo molto su questa raccolta di persone dall'estero per far funzionare la nostra macchina agricola e la nostra macchina sicuramente del pescaggio e sicuramente dell'allevamento. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo all'interno della prossima avventura qui in Tropico 5 e vediamo un pochettino nella nostra era delle guerre della guerra fredda quello che possiamo fare. Ciao a tutti!